Buonasera, iniziamo con l'ultimo TAIUS della stagione del 2018, il terzo della stagione invece 2018-2019. Iniziamo con una nuova formula, come sapete abbiamo sempre come ospite un giurista con il quale discuteremo di un tema di attualità, ma abbiamo anche una prima sezione che è la sezione Ingegno Friulano, nel corso della quale ospitiamo un personaggio del Friuli Venezia Giulia, in questo caso per combinazione fortunata un'altra giurista che tra poco chiamerò qui al tavolo. Prima però vorrei chiamare il professor Mazzanti, che oggi ci porta i saluti del Dipartimento di Scienze Giuridiche in sostituzione della nostra direttrice e viene qua vicino a me. Giuseppe, come sapete, è stato... Non è un caso, chiamo Giuseppe Mazzanti perché Giuseppe Mazzanti è stato il primo ospite del TAIUS 2 anni fa, quando abbiamo iniziato, e ha raggiunto, quante sono? 15.000 visualizzazioni su YouTube. Mio marito ti guarda di continuo, non so se mi devo preoccupare. Sì. Però... Se faccio 15.000 visualizzazioni perché mi guarda tuo marito non è molto... Infatti, neanche per me, se permette, però... Funziona? Credo di sì, se non hai toccato niente funziona. No, niente, porto i saluti della direttrice del Dipartimento che non può essere presente. Ringrazio Silvia di avermi chiamato a parlare, ringrazio di avermi chiamato a parlare a suo tempo per il primo TAIUS. È un'iniziativa che da 2 anni a questa parte riscuote un grande successo, sia di presenti che di pubblico per quel che concerne i filmati poi sulla piattaforma online, e ringraziamo Silvia per aver avuto questa idea, per l'impegno che ci mette, perché voi forse non lo sapete, ma prima di ogni TAIUS bisogna prepararsi approfonditamente, fare letture, pensare alle domande ovviamente da porre ai relatori, cercare di fare qualcosa di accattivante e profondo. Quindi Silvia tutte le volte da 2 anni a questa parte, tutti i mesi, si sottopone a questo, a questo impegno assai gravoso, e noi la ringraziamo molto. Grazie Giuseppe. Come sapete il TAIUS è organizzato sempre in collaborazione con ELSA, questa associazione studentesca, quindi chiamerei Adomacco De Graft, che è uno dei nostri più fedeli, tra l'altro, studenti, a portarci i saluti dell'associazione. Grazie. Buonasera a tutti, sono Adomacco De Graft, marketing e director di ELSA Udine. Intanto ringrazio la professoressa Bolognini e il Dipartimento di Scienze Giuridiche per averci coinvolto in questo evento. ELSA è un'associazione dei giuristi a livello europeo e ha all'obiettivo la promozione del diritto e la sensibilizzazione dei diritti umani. ELSA offre una serie di iniziative, tra cui Summer Law School, nonché seminari e conferenze, e per di più offre tirocinio a livello nazionale ed internazionale, retribuiti sia per i laureati e non. Per maggiori informazioni vi invito a visitare il nostro sito elsaudine.org, nonché visitare i nostri vari social network. Grazie. Buona continuazione. Adomacco. Grazie mille. Allora, come sapete io faccio sempre ringraziamenti all'inizio, devo fare ovviamente il ringraziamento più sentito agli studenti che collaborano nell'organizzazione del TAIUS, non solo gli studenti dell'ESSA che sono appunto l'associazione partner del TAIUS, ma anche gli altri studenti. Mi piace ringraziare in modo particolare gli studenti della facoltà di scienze, facoltà non si dovrebbe più dire ma ci capiamo lo stesso, di scienze e tecnologie alimentari, che partecipano ormai da diverso tempo, quindi grazie ragazzi di essere qui qua con noi questa sera. Devo ringraziare Marta Procuda, Evelyn Bocchetta e Giuseppina D'Arrigo per quanto riguarda tutta la parte organizzativa, ma devo rivolgere un ringraziamento particolare al direttore generale Massimo Di Silverio, che questa sera è qui con noi, e grazie a lui se possiamo fare il TAIUS, perché ci finanzia con i fondi del piano strategico, ma anche perché ci supporta moralmente, e per la prima volta finalmente gli consegno la maglietta del TAIUS perché non gliel'abbiamo ancora data. Bene, detto questo farei accomodare Annalisa Sandri, la nostra prima ospite, l'ospite di Ingegno Friulano. Mi sposto io così mi avvicino un po', sennò ti ho proprio lontana. Buonasera a tutti.
Anche ad Grazie. Annalisa diamo la maglietta di benvenuto al Taius. Grazie, molto gradita. Poi la indosso. Come tutti i nostri ospiti. Annalisa è un'avvocata del Foro di Udine, quindi essendo una giurista sai già che ti tocca la domanda classica che facciamo sempre ai nostri giuristi: come mai hai scelto di iscriverti alla facoltà di giurisprudenza? Allora dovete avere tanta pazienza nell'ascoltarmi. Con questa voce, peraltro, mi scuso per la voce nasale, ma sono vittima di un raffreddamento. Chi non lo è in questo periodo? Guarda, diciamo che la mia scelta di iscrivermi alla facoltà di giurisprudenza che ho frequentato presso l'Università degli Studi di Trieste. La concorrenza. Ma all'epoca, sai, diciamo che vabbè, io ti ringrazio perché involontariamente mi hai fatto un complimento. Io mi sono laureata nel 1995 e quindi fate i conti, insomma, e capite perché sono andata a Trieste. Ecco, diciamo che la scelta è stata determinata da un'ingiustizia che non ho subito io, ma un'ingiustizia che mi veniva raccontata da mio nonno. Mio nonno è nato nel 18 ed era ragioniere, per cui era una figura che, diciamo, all'epoca era abbastanza, no, tenuta in considerazione nell'ambito di un paese, perché i miei sono di Cusignacco, nonno materno. Il nonno gli capitava spesso, avendo appunto questo titolo di studio, di essere il riferimento per tante persone. E gli capitava anche di raccogliere le ultime volontà. No? Faceva, diciamo, la forma così orale del testamento. Lui veniva chiamato alle volte sul letto di morte e raccogliere le ultime volontà. E lui mi raccontava di questo Beppo, il quale sul letto di morte lo fece chiamare e lui andò e disponendo delle ultime volontà disse: voglio che tu, aveva 4 figli, 2 femmine e 2 maschi, oltre alla moglie, e disse voglio che tutti i miei beni, tutti i miei campi, tutte le mie cose vadano ai miei figli maschi. E mi disse, e le sfrutti se le femmine? Alle femmine niente. Beh, essendo io femmina e avendo un fratello maschio, ho sempre sentito questo racconto come veramente una fonte di grandissima ingiustizia. E fra me e me, già da bambina, dicevo, quelle 2 lì avrebbero dovuto avere un avvocato che le difendeva, dovevano essere difese da qualcuno. E da lì poi ho sempre coltivato questo, poi ero piuttosto chiacchierona, no? E quindi questo sembrava fosse un motivo per diventare un avvocato, e quindi era nelle mie corde essere. Ma consiglieresti a un giovane di iscriversi alla facoltà di giurisprudenza? Assolutamente. Allora... Sì, no, vai pure assolutamente sì. Assolutamente. Allora, io ho frequentato la facoltà di giurisprudenza con grande entusiasmo e tutt'oggi credo che sia l'unica facoltà che sarà in grado di frequentare, ma per un semplice motivo che non è monotematica né, anche se può sembrare così, non è né monotematica né monodirezionale, vai a studiare vari aspetti della vita e della società e vai ad acquisire tutta una serie di informazioni, di conoscenze, di dati che poi nella vita, oltre che nella professione, perché poi sì, io effettivamente faccio l'avvocato, ti saranno sempre di grande utilità. È una facoltà veramente piena di contenuti, piena di cose da imparare, da vedere, di curiosità, cioè è una bella facoltà, sì. Veniamo alla ragione per cui sei qui con noi questa sera, il blog Manca il sale, blog di cucina per indecisi. Poi ci spiegherai perché hai scelto questo titolo. Sì. Come hai maturato l'idea di aprire questo blog? Beh, allora, anche qua i casi della vita, no? Allora, diciamo che io sono arrivata a superare la 30 di anni senza essere in grado di cucinare. Cioè io non ho tradizioni familiari. A casa mia non cucina nessuno e non mi vergogno a dire che mia mamma ha svezzato 2 figli a sofficini, findus e minestrine Knorr, perché lei non aveva tempo, una donna che lavorava, mia nonna era una donna che lavorava, quindi diciamo l'impegno lavorativo era tale per cui non era la classica mamma che la domenica faceva pippare il ragù per ore. E quindi ho superato abbondantemente la trentina, che non ero in grado di fare assolutamente niente. Per me il sugo di pomodoro era quello
che vendevano nel vasetto già pronto. E quindi mi sono ritrovata a superare un'altra sfida, perché non era possibile che non fossi in grado di cucinare niente. E mi sono iscritta ad un corso base di cucina. Ma c'è qualcuno che ti ha spinto a farlo? Beh, sai, Disperato, magari? Chiaramente è stata una scelta, come tante scelte che fanno le donne, no? dettata dall'amore e anche da un certo spirito di concorrenza con quella che con la suocera, no? Che invece non devo fare niente. E mi sono quindi iscritta ad un corso base di cucina. Anche questa è una storia simpatica, perché stiamo parlando del 2003, quindi non tantissimi anni fa, però nel 2003 scuole di cucina e corsi di cucina non ce n'erano. Sono diventata matta per trovare una scuola di cucina a Udine. Dove l'hai fatto? A Udine proprio? A Udine, allora Pensavo intanto San Daniele. ho cercato, a Udine, la prima cosa che ho fatto ho cercato sulle pagine gialle e non ho trovato niente. A quel punto ho chiamato le ACLI, perché le ACLI fanno corsi di qualsiasi cosa, faranno un corso di cucina? No, facevano solo corsi di alimentazione. Okay. Però la segretaria delle ACLI mi dice: ma se lei mi chiama fra 5 minuti le dico una cosa. Già questa cosa omertosa, ma che cosa sarà mai? Aveva una persona davanti in quel momento e quindi non aveva voglia, non poteva più di tanto, no? E praticamente, poi l'ho effettivamente richiamata, lei si è scusata per i modi e mi ha detto: no, le volevo dire che una mia cara amica ha appena frequentato un corso di cucina da una signora in via Pracchiuso. Allora io le chiedo il numero, mi faccio dare il numero e poi la richiamo, e insomma abbiamo fatto tutto un giro, e io nel 2003 ho frequentato il mio primo corso di cucina dalla Gabriella Pecchia, Peccati di gola si chiamava, e quel corso di cucina mi ha aperto gli orizzonti proprio, nel senso che ho capito che la cucina è un mondo magnifico, un mondo di profumi, di colori, di sapori, ma anche di inventiva, perché punto numero 1, per iniziare un corso di cucina si replica la ricetta, perché almeno non la sbagli. Certo. Però nel replicare la ricetta, e da qui poi anche il nome, no, del blog, alle volte puoi non avere un ingrediente, puoi non essere in grado di fare un determinato piatto, una determinata cosa, e quindi inventi. Ed è molto molto bello, molto stimolante. Poi io di corsi di cucina è una cosa che mi è piaciuta talmente tanto che nella mia vita ne avrò fatti oltre 60, una sessantina, sì. Senti, io ho una curiosità, perché tu nel tuo blog, sotto la voce, il blog lo vedete proiettato alle mie spalle probabilmente, sotto la voce perché a un certo punto affermi che grazie ad un prezioso regalo di compleanno è nato il tuo piccolo blog. Possiamo sapere cos'è questo regalo di compleanno? Siccome non lo dici dopo? No, allora. Tanto desiderato. Tanto desiderato. Allora, essendo proprio appassionata di cucina, avevo tutta una serie di blog e di blogger che seguivo e che seguo tuttora, perché comunque è sempre bello vedere anche cosa pensano gli altri, come gli altri interpretano. Poi mi piace molto leggere e ci sono delle blogger, perché c'è anche questo aspetto, che scrivono delle cose stupende su come su proprio anche la genesi di un piatto, di una ricetta, eccetera. E quindi avevo tutta una serie di blog che seguivo. E arriviamo all'era degli smartphone, dei telefonini, e io ho iniziato anche a fotografare i miei piatti, e quindi avevo anche una discreta galleria di fotografie, di cose, anche per poi ricordarmi come l'avevo fatto, eccetera. Ebbene, succede che il mio compagno, che è una persona estremamente attenta e sensibile, vedendo questa cosa qua mi dice un giorno: ma scusa, ma perché non apri anche tu un blog? Perché non ho né tempo, non ho voglia, poi chissà come, non ho idea, anche perché io sono una discreta ignorante in materia digitale informatica, e obiettivamente un blog, ossia un sito, richiede determinate conoscenze che non avevo, perché io ho fatto la tesi, e qui ve lo dico, sui libri e non sui computer, quindi sottolineando, fotocopiando e via avanti. Quindi sì, questo è, no? Era un mondo era veramente un mondo completamente diverso di studiare, di scrivere, anche di fare.
E fatto sta che quell'anno, ed era il 2014, quindi non tantissimi anni fa, io compio gli anni a luglio e lui a luglio mi regalò il 1° luglio. Io a luglio ricevetti come regalo di compleanno un blog, ossia ricevetti un dominio e tramite un'agenzia web la possibilità di imparare ad utilizzare il template, si chiama così, ma insomma voi lo sapete meglio di me, sul quale poi gira il blog. Perché? Perché comunque bisogna acquisire certa terminologia innanzitutto e poi una certa capacità digitale informatica che io non avevo. Quindi sono andata a scuola, ho fatto questo breve corso per imparare ad utilizzare, a caricare le foto e via avanti, cose che magari immagino che per la maggior parte insomma dei millennials sia come stappare una bottiglia di vino, Taius. Ma per me non lo era, insomma. Senti, ma come hai scelto il nome del blog? Sale e poi blog per indecisi. Per indecisi. Allora, io sono una grandissima indecisa in tanti aspetti della vita. In cucina ovviamente anche, no? E una delle domande che più spesso pongo tuttora e che diciamo l'indeciso in cucina tende, no, a fare è: manca il sale? Perché il fatto che ci sia o non ci sia il sale sembra la condizione sine qua non per la perfetta riuscita del piatto, no? Ma io uso il marito per testare la presenza o meno del Vedi? sale. Sì, c'è sempre il tester. Ecco, e quindi questo è il motivo per cui manca il sale, e poi blog di cucina per indecisi come sono io, insomma. Senti, nel tuo blog tu vanti anche una collaborazione con Giulio Colomba. Sì, assolutamente, assolutamente. Come è nata questa collaborazione? Perché è nata? Era il mio prof al liceo. Ma dai! Ma sì, allora io ho frequentato il liceo scientifico Giovanni Marinelli qui a Udine negli anni '80 e Giulio Colomba fu il mio professore di biologia. E lui rientrava dopo anni di carriera politica, per la prima volta rientrava di nuovo all'insegnamento e fu il primo, cioè diciamo la mia classe fu la prima che lui ebbe da di nuovo prof di biologia, che poi al liceo all'epoca, perché poi adesso so che è cambiato un po' tutto, facevi biologia, chimica, geografia astronomica, era questa, ed era sempre con Giulio Colomba. Poi lui, vabbè, lui è un personaggio meraviglioso, ed è stato per anni all'interno di Slow Food, è un grande intenditore e stimatore di vini, tant'è che ha scritto un bellissimo libro che si chiama, se non sbaglio, spero di non fare gaff, Genti della mia vigna, Gente di vigna, un nome così, laddove appunto parla dei vigneti friulani. E fatto sta che ci siamo persi di vista chiaramente dopo il liceo. Lo rincontro a un'inaugurazione e lui aveva saputo che io avevo questo blog e abbiamo iniziato a parlare e molto carinamente, in maniera estremamente lusinghiera per me, mi ha chiesto se ti va se ogni tanto magari ti scrivo 2 righe abbinando, no, un vino a una ricetta. Cioè, per me è stata una bella cosa, e da allora è iniziata questa collaborazione. Però nel tuo blog c'è anche una parte molto interessante, anche molto intelligente secondo me, perché tu non solo inserisci questi piatti che evidentemente sono molto elaborati, si vede, ma no, sì. Ci sono però anche tutte le ricette di base. Cioè, sì. Perché questa scelta, che è una scelta salvifica per chi... Guarda, è diciamo una parte del blog che dovrei approfondire anche di più, perché è proprio sulla base della mia esperienza, no? Cioè, tante volte quando cerchi una ricetta non vai a cercare la ricetta elaborata, vai a cercare, magari poi anche sì, ma diciamo che secondo me 80% dei casi cerchi la ricetta base, cioè cerchi come si fa un preparato di base, perché poi con quello puoi anche elaborare, creare. La ricetta elaborata lo dà per scontato e tu non sei in grado di partire da una ricetta che è quella base. Ed è importante secondo me questo aspetto, no? Perché
comunque i preparati, sapere fare le cose base, uno ti risolvono la vita e poi ti consentono di fare anche cose che tu definisci elaborate. Io ti ringrazio, in realtà diciamo è più quello che sembra. Qual è il piatto che ti viene meglio? Beh, allora mi viene anche richiesto un piatto che si chiama il filetto alla Wellington, che sembra una cosa, no? In realtà è un filetto che può essere di manzo, così come di maiale, che viene prima rosolato, poi viene spassato nella senape, rosolato, viene steso su una base di pasta sfoglia, arricchita con dei funghi trifolati passati, arrotolato e cotto al forno. È facile, è facilissimo, però è molto scenografico, poi ha questo nome che ricorda la battaglia di Wellington, eccetera, e quindi è un piatto che sì. Senti, dal 2016 poi possiamo vederti anche in televisione. Pensa a te. Dove e quando? Raccontaci un po' questa esperienza televisiva. Allora, l'esperienza televisiva, mi potete vedere su Telefriuli. Però ti abbiamo visto anche la prova del cuoco. No, la prova del cuoco non l'ho fatta. No, ho fatto Linea Verde però. Allora era Linea Verde, ti ho visto. Era Linea Verde. Allora, vado in onda su Telefriuli, vado in onda ogni settimana. Dunque adesso, perché poi cambiano, loro variano, ma in questo periodo dovrebbe essere il martedì alle 12:45. Sorrido perché in fondo vedo un viso che mi è molto caro, è di quello di mio nipote, il più giovane. Ciao. E quindi sì, la TV nasce anche questa per caso. Allora, la mia unica esperienza, diciamo, l'avvocato ha una discreta esperienza, secondo me, a parlare in pubblico, esperienza che proprio gli viene dal lavoro, quindi non ti intimorisce parlare davanti a una telecamera, perché se non ti intimorisce parlare davanti a un giudice, figuriamo, men che meno parlare davanti a una telecamera, no? Nel 2015, quando il blog aveva qualcosa come 6 mesi, cucciolo, mando la candidatura del blog all'Expo, perché avevo visto che avevano un blog contenitore nel quale raccoglievano vari blog. E il mio blog viene scelto, ne sono stati scelti, fai conto, circa 2000 in tutto il mondo, quindi dico, caspita, che bella cosa. Lo scrivo sui social, che sono un canale pazzesco, no? Mamma mia, sì. E viene notato da un'amica che è anche giornalista, e molto carinamente, a distanza di qualche mese, pubblica una mia piccola intervista sul Messaggero Veneto, dicendo l'avvocato che va all'Expo, così, perché comunque diciamo, la mia professione è una cosa un po' in antitesi, no? Col fatto che cucino. Poi c'è una spiegazione, secondo me, al tutto, e pertanto fa strano, no? Che un avvocato che cucina, che ha un blog di cucina, eccetera, e quindi mi fa questo articoletto molto molto carino, molto garbato. Ebbene, questo articolo viene visto da una giornalista di Telefriuli che mi chiede se sono disposta a fare un'intervista anche per loro. Dico, va bene, e sono venuta in ufficio, quindi ero anche in una veste, no, ufficiale. Mi intervista. Mi ha scioccato questa attenzione, cioè all'inizio. Sì, mi ha fatto molto strano, anche perché il mio blog era molto giovane di web, no? Perché ritengo forse che ci siano dei blog bellissimi, anche ragazze friulane che hanno dei blog splendidi, e quindi questa attenzione nei miei confronti era molto lusinghiera, però effettivamente mi faceva strano, sì. Comunque ho detto di sì anche a questa signora che mi aveva chiamato, le ho rilasciato l'intervista, arrivederci. A distanza di un anno mi telefona e mi dice se
se io fossi disposta a fare delle piccole pillole facendo delle ricette che lei poi avrebbe inserito all'interno di una trasmissione. E ho detto, guarda, io ti ringrazio, ma secondo me sei un attimino fuori strada, perché cioè, non è, sì, anch'io la guardo la prova del cuoco, ma uno sono cuochi professionisti, io non sono niente, e poi cioè, bisogna un attimino saper fare. Ma no, ma secondo me tu comunque sei in grado di fare, sei in grado di gestire anche queste situazioni, vedrai che sai fare. Facciamo la puntata pilota a casa mia e a loro è piaciuta molto, tant'è che questa cosa va avanti. È sempre a casa tua? Sì, sì. Poi c'è anche la versione estiva sulla terrazza, sempre a casa mia, e ti dirò che ha un suo perché. Perché sono in una mia comfort zone comunque, certo, no? Cioè sono a casa, ho tutte le mie cose, no, sai ho perché tutte le mie... Che immagina quando cucino io a casa mia cosa diventa la cucina. No, ecco, no, parliamone. Non oso immaginare una ripresa televisiva di quello ecco. che faccio. Prima delle riprese che vengono comunque calendarizzate, eccetera, c'è un'operazione di restyling della cucina, No, cioè tolgo via immagino. tutto, sistema, è abbastanza asettica rispetto a com'è di solito, che insomma è una cucina, sì, una cucina di una famiglia, quindi sì, ci si mangia ogni giorno. Senti, ti faccio un'ultima domanda perché mi sta a cuore, tu sai anche il perché, in particolar modo, se il tuo amore per il cibo trova spazio anche nel tuo lavoro, se ti occupi di diritto alimentare. Sì, sì. Non potevo non farlo. Non potevi non farlo, perché effettivamente il bello, no? di questo percorso è che poi i vari percorsi alle volte si intrecciano fra di loro in maniera così, che uno incontrollata, e il fatto che io avessi un blog di cucina ha portato sulla mia figura professionale l'attenzione di determinate aziende che avevano dei problemi in ambito legale, ma legati al diritto alimentare, che diciamo è una parte del diritto non esattamente a facile percorrenza. No. Perché si tende di solito ad essere divisi in, io dico, 3 grosse macro aree, no? Che è quella del diritto civile, quella del diritto penale ed è quella del diritto del lavoro. Queste 3 grosse macro aree. Il diritto dell'alimentazione si mette un pochino di traverso su tutte, perché ti capita la frode e quindi ti capita il caso penale, ti capita la richiesta di risarcimento del danno e quindi ti capita il caso civile, ti capita la sanzione amministrativa, ti capitano tutta una serie di fattispecie che richiedono comunque degli studi giuridici ben mirati, anche perché le norme che regolano questi argomenti sono norme specifiche nelle quali poi trova grande spazio, no? Quella che è la legislazione della Comunità Europea, e quindi mi ha richiesto di rimettermi a studiare, a parte che sì, l'avvocato non smette mai di studiare, c'è da dire questo, no? Cioè noi studiamo ogni giorno, perché uno, ce n'è ogni giorno una nuova, 2, perché non è che si possono sapere tutte. E quindi comunque ci sono degli approfondimenti, la giurisprudenza è sempre, no, che emana delle cose nuove, e quindi e poi sì, sempre sappiamo che è in continua. Beh, è uscita adesso, no, la direttiva sul pane, Esatto. finalmente. Il pane fresco è una cosa curiosa, insomma, ed è una cosa che comunque va a salvaguardare il consumatore, eccetera, per cui insomma dai. Quindi continuerai con questa duplice attività. Non è Finché ci impegnativo tenere questo blog? Sta diventando... È impegnativo, sì, non te lo nascondo. Come concili i 2 lavori? Perché Allora, è diventato un lavoro anche questo, mi sembra di capire, tra le riprese televisive e cucina. Insomma, no, il mio lavoro prevalente rimane sempre comunque quello dell'avvocato. Sì. Diciamo che mi porta via parecchio tempo. C'è da dire questo, in palestra non vado, a correre neanche. Al cinema vado sempre meno, ahimè. Quindi sì, rimane un hobby al quale dedico tantissimo tempo. Diciamo che io ogni sera che ormai sono diventata una smanettona, una roba incredibile, mi metto lì, faccio, brigo.
se non faccio qualche esperimento, se non faccio qualche foto, perché c'è questo aspetto, no, anche del fotografare, Certo. laddove però diciamo c'è il grande apporto del mio compagno che fa sì, perché un blog è effettivamente composto di vari segmenti che si intersecano fra di loro. Ok, ti ringraziamo tanto Annalisa di essere stata qua con noi. Grazie a voi. Grazie di averci portato la tua esperienza. Grazie. Il dottor Matteo Claudio Zarrella, dopo aver conseguito la maturità classica e la laurea in giurisprudenza con 110 lode ovviamente, ha conseguito il diploma di specializzazione in diritto e procedura penale, è stato funzionario del Ministero della Difesa, ufficiale dell'Aeronautica, funzionario del Ministero di Giustizia, settore penitenziario, è stato magistrato, anche se è tuttora secondo me magistrato, infatti mi ha detto scrivendomi nell'email io sono un magistrato, penso che non si smetta mai di esserlo, e lo è stato dal 1977 con incarichi di pretore mandamentale, giudice di tribunale a Lucera, giudice istruttore ad Ariano Irpino, GIP GUP e componente di collegio di Corte d'Assise ad Avellino, consigliere presidente facente funzioni alla sezione prima della Corte d'Appello di Napoli e poi presidente del Tribunale di Lago Negro. È autore di diverse pubblicazioni, ne cito soltanto alcuni scritti sulla rivista Testimonianze, sulla pace e sulla guerra su Cesare Pavese, scritti tra gli anni 1989 e 1990, ha scritto sull'enciclopedia illustrata dell'Irpinia, su Avellino e la sua provincia nella catastrofe della guerra, sul caso Troisi, la colpa di un giudice scrittore, su Borges nel Corriere della Sera, prefazione al libro di Domenico Gallo, e poi ha scritto questo dramma teatrale del quale discuteremo questa sera, Quides Veritas, una prima edizione nel 2002 e una seconda edizione nel 2017, ma di questo poi parleremo tra breve. Mi piace ricordare che nel 2009, proprio per questa sua attività anche di scrittore, gli è stato riconosciuto un premio molto importante, gli è stato conferito a Ferentino il premio Cultura Don Giuseppe Morosini. Vi leggo la motivazione perché è molto bella, ovviamente è una sintesi, non poteva essere diversamente. Ha esercitato la sua attività di magistrato, a cominciare da quella di pretore del mandamento di Pachino fino a quella attuale di presidente del Tribunale di Lago Negro, sempre affidando alla scrittura un momento di riflessione e di sorveglianza della coscienza sulla pratica giudiziaria. Ha attraversato le esperienze di un codice e di un altro nel susseguirsi delle leggi, mutevoli e fallibili anch'esse, messe al confronto con i grandi ed esaltanti valori ideali della verità e della giustizia, immanenti ed eterne aspirazioni di una umanità in perenne marcia per la conquista dei suoi diritti. Poi su questi temi, ovviamente, verità e giustizia torneremo tra breve. Anche al dottor Zarrella chiediamo però in apertura, come a tutti i nostri ospiti giuristi, come ha maturato la decisione di iscriversi alla facoltà di giurisprudenza. Allora, buonasera a tutti, però una premessa. Prendo spunto da quello che ha detto chi mi ha preceduto. Annalisa Sandri. Sull'importanza del cibo. Allora, noi abbiamo avuto le nostre madri che dovrebbero avere il diritto di autore per tante ricette. Ho lavorato per molto tempo in Basilicata, dove c'è una cucina eccezionale che deriva dalla inventiva delle mamme di un tempo, che dovevano sfamare tanti figli e ogni giorno dovevano inventarsi qualcosa per farlo. Per cui, per esempio, si faceva la pasta con le castagne e cose simili. Ora sono diventate delle prelibatezze, tanto è vero che occorrerebbe da parte sua dare un'occhiata anche da quelle parti, come una cucina necessitata da povertà, da miseria, eccetera, è diventata una cucina di autori. Sì. Vabbè, comunque devo rispondere alla domanda. Sì, se volete, no, ma potete continuare, tanto per me se parlate di cibo va benissimo, io insegno quello. Anche per collegare gli argomenti, perché no, benissimo. Dalla magistratura al cibo Allora, qual era la domanda? La domanda era come ha scelto di iscriversi alla facoltà di giurisprudenza, non è che era un tentativo di non rispondere. Allora, la facoltà di giurisprudenza è una facoltà a cui neppure ci pensavo. Ero molto attratta dalla letteratura, dalla filosofia e in verità letteratura, filosofia sono state le mie grandi aspirazioni tutt'oggi. Però legge significa mettere i piedi a terra.
Legge significa, legge, studiare legge come si usa dire, confrontarsi con le persone vive, concrete, non quelle che stanno in aria. E queste persone vive e concrete fanno filosofia. Lo dice un grandissimo autore che a me piace, dimenticatissimo, Giuseppe Capograssi, per chi lo conosce è un filosofo del diritto, il quale diceva: ognuno di noi tira a campare, però nel tirare a campare ha bisogno dell'altro e nell'avere bisogno dell'altro crea il diritto. Un contratto, per esempio, uno che vuole acquistare una casa non può acquistarla senza confrontarsi con uno che la vende. E questo incontro di interessi divergenti esce la compravendita, cioè qualche cosa che va al di sopra delle singole volontà. Quindi mano a mano mi sono molto affezionato a questa facoltà e la ritengo una delle più interessanti, perché la filosofia e la letteratura possono scendere in terra e diventare concrete. Quindi è una scelta, immagino, che rifarebbe e consiglierebbe Sì. ai giovani di iscriversi? Allora, So che ha 3 figli, tantissimo. Tutti che si sono iscritti alla facoltà di giurisprudenza. Non li ho sollecitati a farlo, No, però evidentemente hanno recepito l'entusiasmo da parte mia, perché qualsiasi lavoro non si può non fare, Massimo, se non c'è una carica di entusiasmo. Quindi evidentemente loro hanno visto il mio entusiasmo. Io ho sempre detto che è un lavoro, quello del magistrato, che io avrei fatto anche gratis. Molti pensano, se uno mi chiede quanto si guadagna a fare il magistrato, neppure lo posso dirlo, perché ora tutto viene messo, come si dice? Viene direttamente versato sul Sì. bonifico bancario. E mentre agli inizi si contavano i soldi, quando ho sì, iniziato, ora non più. Tutto smaterializzato. E quindi dal momento che non vado mai a controllare, non so dire quanto guadagna un magistrato. E quindi è un lavoro che io avrei fatto anche gratis, perché arricchisce molto chi lo fa. Bene, veniamo a questo testo che ho tra le mani, è un testo che ho letto con veramente grande interesse, è un bellissimo libro, lo trovate tra l'altro disponibile qua fuori se volete acquistarlo, il titolo è Quides Veritas, poi vedremo il perché. È un dramma teatrale in 4 atti, preceduto da un prologo, ha avuto una prima edizione nel 2002, questa che ho tra le mani è la seconda edizione del 2017, poi capiremo perché si è arrivati a questa seconda edizione. Questa edizione è arricchita da una presentazione di Antonio De Luca, vescovo di Teggiano Policastro, da una prefazione di Michele Pinto, avvocato ma già presidente della Commissione Giustizia presso il Senato della Repubblica. C'è un'introduzione dell'autore alla prima edizione che vi invito a leggere perché è veramente molto molto profonda, e c'è un'altrettanto profonda e molto interessante postfazione di Renivaldo La Greca, avvocato e nonché componente o membro dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani, sezione di Sala Consigliana. È un'edizione molto bella anche perché è arricchita da un'immagine, questa che vedete in copertina, e all'interno da una serie di tavole proprio che frammezzano il volume, che sono tratte dalla Via Crucis presente nella chiesa di Sant'Alfonso in Padula, provincia proprio di Salerno. La prima domanda che vorrei farle, dottor Zarrella, in merito a questo testo è: come ha avvertito l'esigenza nel 2002 proprio di scrivere questo dramma teatrale e perché poi nel 2017 ha ritenuto opportuno predisporre una seconda edizione? Allora, innanzitutto il tema mi ha sempre affascinato, anche perché anche da piccolo ero molto riflessivo. E quando si facevano le vie crucis dalle nostre parti, io mi chiedevo perché, come mai, chi stava in croce, per quale motivo stava. Era una pena, diceva qualcuno, la pena della crocifissione. E che aveva fatto costui? No, era un innocente, un giusto, ma come un giusto crocifisso? Questo mi chiedevo. E chi fa il giudice, chi fa l'avvocato, non può non confrontarsi con questo processo archetipo, che da 2000 anni, come dice Shakespeare, si ripete ogni anno, come dramma teatrale. Un dramma che noi vediamo raffigurato in ogni chiesa. Se uno va in chiesa, si ripetono le varie scene di questo dramma. Quindi mi chiedevo questo, a maggior ragione quando sono diventato giudice. Innanzitutto mi sono confrontato con tanti imputati, testimoni, i quali, ho fatto il penale, messi di fronte alla responsabilità, non avendo come giustificarsi, né potendo dire come gli avvocati mi rimetto alla clemenza della Corte,
dicevano: io sono un povero Cristo. Allora, poveri cristi che molte volte, ora non capita più, grazie a Dio, facevano il segno della croce per identificarsi. Qual è il tuo nome e cognome? No, io non so né scrivere né leggere, e si identificavano con un segno di croce. Tutti questi riferimenti, se uno li approfondisce, non possono ricollegarci a questo grande processo, il primo grande processo, il più grande processo che si riflette ogni anno in tanti processi che noi facciamo, che come tale è un processo archetipo. Sinceramente un'altra cosa mi sono chiesto: il problema del processo a Cristo, della passione e morte di Cristo, purtroppo ha avuto un aspetto negativo, forse proprio perché è confinato nel mondo della religione. Noi lo usiamo abitudinariamente come una festa di Natale e Pasqua, Natale la Natività, Pasqua la Via Crucis, e non ci accorgiamo come Gesù è stato un grande pensatore, uno dei più grandi precursori della storia, secondo me ancora proiettato verso il futuro. Lui parlava del regno dei cieli perché aspirava a un mondo senza confini, perché nel confine, nell'essere confinato, noi vediamo negli altri dei sospetti nemici. Qua siamo in Friuli, pensiamo all'Austria, pensiamo ad altri popoli e li immaginiamo come stranieri. Per Gesù non c'è uno straniero, siamo tutti nell'ambito dell'umanità, e un'umanità che si proietta nel regno dei cieli è un'umanità senza confini. Quindi Gesù un grande pensatore, purtroppo confinato nel mondo della religione, perché Gesù quando predicava, ma più che predicava operava, non faceva distinzioni tra i suoi seguaci, quelli che erano fedeli a lui e quelli che non lo erano, predicava a tutti, quindi possiamo dire a credenti e a non credenti. E poi è uscita un'occasione particolare, perché nella vita anche il caso ha una sua importanza. Mi trovavo ad assistere a una recitazione ad Agipalda della Via Crucis. Recitavano dei ragazzi, dei giovani, la Via Crucis, e caricavano molto i personaggi. Il cattivo, il pessimo Giuda, il cattivo Caifa, l'ambiguo Pilato. Poi mi chiesero conto di questa della riuscita del loro dramma, e io dissi che le cose erano molto più complesse di come erano state rappresentate. Mi chiesero di scrivere un canovaccio teatrale, lo feci in un mese, prima edizione, ma scrivendo, perché chi scrive si immedesima con i personaggi, capivo che ognuno di loro viveva un dramma che non era solo di 2000 anni fa, continua tutt'oggi e continuerà. E quindi ogni personaggio si è caricato di mistero, si è caricato di verità, e noi dobbiamo tenerne conto anche per non imitarli. Cioè, facendo il giudice non bisogna essere come Pilato, bisogna essere almeno come Pilato fino a un certo punto, perché Pilato ha avuto il grande merito di aver creato una figura che tutt'oggi esiste nell'articolo 27 della Costituzione, la presunzione di innocenza. Il dubbio, non bisogna mai avere una verità precostituita, ma la ricerca della verità. Quindi Pilato, fin quando ha avuto il dubbio, è stato un ottimo giudice. Quando poi ha ceduto alla folla, è stato un pessimo giudice, perché si è riferito alla folla per ottenerne il compiacimento, ma la folla non giudica. Diceva Goethe, tante teste non fanno una testa sola pensante, perché la folla di solito è portata a essere feroce, cattiva, istintiva, vendicativa.
E esiste pure la folla dei soldati quando vanno in guerra. Non si rendono conto che uccidono esseri umani e non dei nemici. Comunque non mi voglio, non mi voglio soffermare su questa risposta. Ho una domanda da farle. A un certo punto lei proprio all'inizio inizia a descrivere ovviamente i personaggi, però dà una descrizione di questi personaggi immaginando che vengano interpretati da attori cosiddetti ideali e quindi fa degli accostamenti. Non so, faccio un esempio: lo scriba di Anan diventa un giornalista, Caifa un comandante di caserma, Anan è un vecchio notaio. Volevo chiederle come le è venuta questa idea di associare i personaggi sacri a degli attori ideali, scegliendoli nell'attualità, perché quello che sorprende è vero che al centro di tutto il testo c'è la passione di Cristo, ma è un testo di un'attualità estrema che potremmo perfettamente calare anche oggi, ahimè, nei giorni nostri. Proprio per rendere attuali quei personaggi, li ho fatti rappresentare da personaggi dell'oggi. E c'è un personaggio ora che mi viene in mente che ha recitato il ruolo di Giuda ed è un francescano. Come mai un francescano recita Giuda? Perché io non so se qua ci sono degli attori. Quando uno è attore, mio nonno era un attore, mio figlio pure. Infatti ce l'abbiamo un attore. Dopo lo Quando uno è un attore, entra nel personaggio. E entrare nel personaggio significa pure capirlo. Allora questo francescano cercava di entrare nel personaggio Giuda, perché è il personaggio più ambiguo di questo dramma, Poi ci torneremo. per capirlo. Ma comunque su Giuda ci sono tante interpretazioni che non sono quelle che noi immaginiamo, il traditore. A cominciare da Primo Mazzolari, un grandissimo prete, fece una omelia su Giuda bellissima, chiamando l'amico Giuda fratello Giuda. Altri autori hanno pensato che è l'unico che ha seguito Gesù veramente fino alla morte. Non so quale autore diceva ci sono stati 2 patiboli, forse proprio Mazzolari, il patibolo della croce e il patibolo dell'impiccagione di Giuda, 2 patiboli. E su Giuda si sono confrontati uomini eccezionali come Borges e avvocati come Biaggiù, francese ultimamente, un avvocato come Cassinelli, che hanno preso le difese di Giuda. E io partecipai a un convegno a Padula dove si parlava dell'avvocato, se può difendere l'avvocato una persona indifendibile, e loro pensavano un avvocato può difendere uno come Giuda? E visto che ci troviamo qua a Udine, qua c'è un maestro di questo tra gli avvocati, Carnelutti, che diceva tutti possono essere degni di avere un difensore, e ha citato degli esempi, dei casi che ora solo a domanda rispondo perché sennò vado un po' per le lunghe. Quindi per attualizzare ho preso dei personaggi della vita di ogni giorno. No, va benissimo, ma improvvisiamo un pochino. Chiederei ad Arcangelo Zarrella, che è qui con noi, che è un attore oggi, di venire a recitarci proprio lo sfogo relativo al tormento di Giuda. Dal monologo di Giuda. Perché ho tradito Gesù? Gesù stesso lo ha voluto. Sì, lo ha voluto perché si portassero a compimento le scritture. Aveva assegnato a me la parte più brutta, quella del traditore. Si pensava che fosse il Messia. Anch'io sono stato tradito da lui come tutti i suoi discepoli. Noi pensavamo che fosse il Messia, destinato a portare a compimento il progetto di Mosè, a riscattare Israele dall'oppressione del dominio straniero. Io stesso lo ammiravo per la forza straordinaria che aveva di adonare al suo seguito le folle. E allora un pensiero su tutti: mettere Gesù nelle mani dei suoi persecutori e suscitare in lui l'orgoglio di un Dio. No, un Dio non si sarebbe fatto umiliare da una turba confusa di sgherri.
Non si sarebbe certo fatto legare, trascinare come l'ultimo servo prigioniero e farsi sottoporre al giudizio del Sinedrio per farsi condannare alla croce. Ma non tutto è compiuto. Dio stesso potrà scendere dal cielo, potrà schiodarlo dalla croce e annientare, irrigiditi nello stupore, i nemici romani. Perché l'ho tradito. Io l'ho tradito perché ero catturato dal miraggio di 30 monete d'argento. Tutte insieme me le offrirono per farmi compiere l'infame gesto, tintinnanti, luccicose, suadenti come 30 demoni tentatori. Un vile baratto, il figlio dell'uomo scambiato al prezzo di uno schiavo, di 30 mucche o di un centinaio di volatili. Un tradimento non potrà essere emendato da 1000 penitenze. Il mio tradimento, imperdonabile, un tradimento che mi ha fatto sprofondare nell'abisso dell'infamia. Grazie. Grazie Arcangelo. In questa parte in cui c'è questo sfogo di Giuda, tra l'altro lei, dottor Zarella, sottolinea anche la fatica che Giuda riconosce di aver fatto insieme agli altri discepoli inseguendo e seguendo Gesù. È faticoso fare del bene o stare dalla parte del bene? L'ho considerato gli aspetti umani dei discepoli di Gesù, perché vedevano che tutta la gloria la prendeva il capofila, cioè Gesù, che veniva invitato nelle cene, insomma in una cena ci venne incontro una donna che si buttò ai suoi piedi e portandogli in dono un vaso di alabastro che allora aveva un valore enorme, perché c'era un balsamo, un profumo eccezionale, e facendo il confronto con i soldi che ha avuto Giuda, 30 denari, erano 335 denari. E questo vaso fu sprecato, secondo Giuda e secondo tutti i discepoli, questa è la storia del Vangelo, per pulire i piedi di Gesù. E naturalmente ci fu lo sconforto e qualcuno disse: ma tutti questi soldi noi ne avremmo potuto fare qualcosa d'altro. Ma non era il solo Giuda a protestare. E quindi ho portato in scena un poco questo aspetto, facendolo testimoniare non solo da Giuda, ma uno dei testimoni che accusano Gesù al Sinedrio. Insomma, la vicenda è complessa, perché poi Gesù dà una risposta dicendo: i poveri li avete sempre tra di voi, ora questa è l'unica occasione che avete me, perché già sapeva di essere immolato al sacrificio della croce. Insomma, argomenti complessi, bene, male. C'è una bella definizione nel libro del vescovo che mi ha fatto la prefazione. Si domanda il vescovo, un vescovo che fa questa domanda, non un laico, ma può il male essere a servizio del bene? Questa è una domanda un po' misteriosa del libro. Quelli che hanno condannato Gesù, quelli che lo hanno torturato, secondo il vescovo è un male che ha portato al bene del sacrificio della croce e di questo grande messaggio cristiano, perché tutti gli autori sono concordi nel dire che se Gesù non fosse stato crocifisso, il cristianesimo non avrebbe avuto dal pulpito del Golgota la diffusione di questo grande messaggio. Nell'atto primo, tre scene, tra cui nell'Orto degli Ulivi. Nell'Orto degli Ulivi lei descrive Gesù e lo descrive nel momento in cui è particolarmente solo. Questo è un tema della solitudine di Gesù che torna peraltro nel corso del dramma teatrale,
perché saranno pochissime le figure che cercheranno di dire qualcosa a favore di Gesù, forse l'unico è Nicodemo che cerca un po' di richiamare l'attenzione del Sinedrio anche sull'uso che viene fatto delle testimonianze. Gesù viene lasciato solo, è un innocente che viene lasciato solo. Quanto al giorno d'oggi gli innocenti vengono lasciati soli? Perché tutto questo silenzio e questa difficoltà nel far sentire la propria voce contro qualcosa che si sa essere ingiusto? Perché questo è qualcosa che si è verificato anche dopo, penso anche al periodo nazista, in cui le voci che si sono levate sono state pochissime. Forse la Rosa Bianca è stato il movimento più conosciuto, ma non era così diffuso. Qualsiasi condannato si sente abbandonato. Ecco il tema dell'abbandono. Recluso in un mondo diverso, un mondo infernale, tra virgolette il carcere. Nel mio excursus del curriculare io sono stato vice direttore del carcere, quindi ho conosciuto i carcerati dall'interno, tante solitudini, innocenti o condannati che fossero, tante che si sentivano respinti dal mondo e chiusi in un altro mondo. Oggigiorno le cose non stanno così, però per molto tempo sono state così. Ed è la solitudine del carcerato che si vede abbandonato dal mondo di chi carcerato non lo è. Tanto è vero che una delle opere di misericordia che raccomanda Gesù è visitare i carcerati. Quindi il carcerato, come non dice visitare il carcerato innocente o il carcerato colpevole, visitare il carcerato, perché il carcerato è un abbandonato e Gesù conosce molto bene la solitudine del condannato. Poi qual era la domanda? Il silenzio che gravita attorno a tutta la vicenda di Gesù. Questa folla che prima lo osanna quando entra a Gerusalemme, improvvisamente gli si scaglia contro, nessuno lo difende. Perché la folla tendenzialmente è impulsiva. Io assisto molte volte a partite di pallone dove vedo questa folla impulsiva, che si agita, che è aggressiva pure. È una folla poi che cambia d'umore quando c'è un gol, quando c'è una vittoria. E infatti la folla cambia spesso di umore. Nel caso di Gesù è stata una folla che pochi giorni prima l'aveva osannato e pochi giorni dopo ha chiesto il crocifiggio, la condanna alla croce. Quindi il problema incomincia a sollevarsi e a diventare filosofico. Ecco la filosofia. C'è stato un autore, Kelsen, che ha studiato il problema della folla per mettere un po' in discussione la democrazia. Perché Pilato, quando cede il giudizio alla folla, fa un gesto, tra virgolette, democratico. Non voglio decidere da solo, decide la folla. E Kelsen si chiede se l'esempio di Gesù e della folla non costituissero un argomento molto forte contro la democrazia, cioè a favore dell'uomo solo che decide per tutti. Ma poi ci pensa e arriva a questa conclusione, che l'uomo solo può decidere per tutti, ma a una condizione, che abbia la forza ideale di Cristo, quella forza che lo porta con lacrime e sangue ad arrivare al sacrificio della croce. Certo. Se questo non c'è, meglio una democrazia scomposta, confusionaria, che il governo di uno solo. Nel suo dramma teatrale lei mette in evidenza tutte le irregolarità dal punto di vista proprio processuale che vengono commesse sia dinanzi al Sinedrio sia poi dinanzi a Ponzio Pilato. Quali sono le principali irregolarità che vengono commesse nel processo a Gesù? Tantissime. Comunque ora mi viene in mente, vedo dei giuristi qua, no? La parola di Beccaria. A che servono le forme nel processo? A che serve il rito nelle forme? Il rito formale nel processo? Il rito serve a che il processo si fa
in modo uguale per tutti, perché si usano le stesse forme per tutti gli imputati, per tutti gli accusati. E quindi c'erano le forme anche nel processo al Sinedrio, c'erano delle forme da rispettare anche nel processo di Pilato. Quali sono state le forme non rispettate nel processo davanti al Sinedrio? Il processo avvenne di notte, non è possibile, non era possibile allora che un processo avvenisse di notte. Gesù fu portato innanzi ad Anan, uno che era stato giudice, ma non aveva più la competenza a essere giudice, perché era stato giudice in passato, però non aveva più la carica, perché la carica l'aveva suo genero, che era Caifa. Quindi Gesù dovette rispondere a un interrogatorio davanti a un non giudice. I falsi testimoni furono scelti, tutti quelli che potevano testimoniare contro Gesù, ma non c'era uno che poteva testimoniare, che si era fatto innanzi, dico la verità, a parlare a favore di Gesù, i falsi testimoni. Eppure qua sulla testimonianza invito i giuristi qua che stanno qua a capire l'importanza della testimonianza. Pare strano che tra i comandamenti, i 10 comandamenti di Dio, c'è un precetto giudiziario, non dire falsa testimonianza. C'è una cosa così importante, che sembra un precetto da codice di procedura penale o di procedura civile, invece è un comandamento divino tra i 10. Eppure là furono reclutati tutti quelli che potevano parlare contro Gesù. Però stranamente, nonostante che parlassero contro Gesù, non erano testimonianze solide, per cui nel Sinedrio si cercavano testimonianze un po' più convincenti, perché il Sinedrio riteneva di non poter giudicare Gesù fino a condannarlo alla morte. Doveva farlo Pilato, che aveva l'ius gladii, e quindi occorreva un'accusa che compiacesse Pilato, che facesse in modo che Pilato condannasse Gesù alla crocifissione, perché loro avevano la possibilità di lapidare come sanzione punitiva, ma non di portarlo alla croce. E secondo alcuni non fu solo Pilato a lavarsi le mani, anche quelli del Sinedrio volevano che Gesù fosse condannato, ma non da loro, da Pilato, perché temevano che un altro tipo di folla prendesse a cuore la vicenda di Gesù e si rivoltasse contro il Sinedrio. Perché poi sarebbe stata una condanna in periodo di Pasqua, quindi per il diritto sì, dove giudaico. quando arrivavano migliaia di pellegrini a Gerusalemme. Quindi. E tra l'altro anche con riferimento proprio alla testimonianza c'è anche proprio una violazione di una delle regole del diritto giudaico, perché addirittura 2 testimoni vengono sentiti contemporaneamente, quando in verità avrebbero dovevano dare testimonianze concordi, conforme, bastava che uno sbagliasse di qualcosa, tanto è vero, io lo caratterizzo questa mancata concordanza dei 2 testimoni facendo dire a uno: sì, ha detto io posso distruggere il Tempio in 3 giorni, e un altro: io distruggerò il Tempio. Anche per i sinedriti, come i farisei, come gli scribi, erano cavillosi. Una cosa è dire io posso distruggere il Tempio, un'altra cosa è dire io distruggerò questo Tempio. Sempre con riferimento al giudizio proprio del Sinedrio, lei fa questa affermazione nel suo dramma teatrale: il processo, ovviamente che era in atto dinanzi al Sinedrio, serve piuttosto a sperimentare tra le tante accuse possibili l'accusa che meglio si adatti a quel prigioniero, e soprattutto un'accusa che trovi il consenso e il sigillo del potente procuratore romano in Giudea, Ponzio Pilato. Nella sua esperienza di magistrato, si è mai imbattuto in PM che hanno fatto una cosa simile? Ma i PM lo possono fare. Però dovrebbero cercare anche... Lo possono fare perché il processo è qualcosa di vivo, il processo che va avanti, che si procede verso
verso una soluzione di verità che è la sentenza. E nel procedere si può trovare qualche circostanza che fa sì che il capo di imputazione possa modificare. Questo si può fare, ma a una condizione, che si cominci da capo a contestare questa novità. Invece nel caso del processo davanti a Pilato si cercavano tante accuse e poi si sperava che una di queste convincesse Pilato, ma erano accuse che dovevano rendersi credibili agli occhi di un romano, non pagare i tributi. È il massimo, perché il problema del governatore di Roma in una provincia era quello di far pagare i tributi. Questa era la cosa che interessava Roma centro, diciamo, che il governatore della provincia, il procuratore Ponzio Pilato, facesse pagare i tributi. Ma qua i testimoni non se la sentirono di dire che Gesù sobillava la gente a non pagare i tributi. Tanto è vero che un testimone contro Gesù diceva no, in verità, una volta per coglierlo in fallo, noi gli chiedevamo ma bisogna pagare i tributi? E lui disse date a Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quello che spetta a Dio. E quindi anche perché Gesù a modo suo, dico agli avvocati, ci sapeva fare con le risposte. E tanto è vero che date a Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quel che è di Dio, si è immaginato che Gesù tutto sommato legittimava il potere, secondo alcuni. Poi è uscito fuori dagli scritti corsari di Pasolini, dice ma voi non avete capito niente. Gesù diceva date a Cesare quello che è di Cesare, ma nel senso non vi deve importare di quello che si dà a Cesare, voi dovete pensare, è un ne disgiuntivo, non di congiunzione, voi dovete pensare soltanto a onorare, lo diceva Pasolini, strano Pasolini tra virgolette, poi se si fa la domanda, è uno che ha fatto qualche cosa di clamoroso con un film, La Ricotta, che ha avuto un problema di tipo giudiziario, perché fu accusato Pasolini di vilipendio alla religione. Se poi ne vogliamo parlare in una domanda ne riparliamo. Allora. Io parlerei di Ponzio Pilato, arrivando al terzo atto, è una figura ovviamente centrale di questo terzo atto. Ponzio Pilato, lei lo sottolinea in più passaggi, è convinto dell'innocenza di Gesù, ma ciò nonostante poi cede a questa insistenza della folla. Questa folla, ne parlavamo poco fa quando ci siamo visti oggi pomeriggio, che tra l'altro viene vista in maniera diversa. Caifa è sicuro che urlerà crocifiggilo, crocifiggilo, Pilato invece spera che poi la folla sia ciò che gli consentirà di non condannare a morte Gesù. Ma stranamente, diceva l'avvocato che mi ha fatto la postfazione, che è bellissimo, diceva quello è un processo irregolare perché Gesù non aveva un difensore. È vero. Che se avesse avuto un difensore le cose sarebbero andate diversamente. Questo dice Renivaldo. Ma Pilato, per un certo tempo del processo, è stato un difensore di Gesù. Nell'ecce homo. Guardate come è ridotto. Più di quello che ci abbiamo fatto, che cosa ci dobbiamo fare? Ha avuto la giusta pena. È stato flagellato. È stato flagellato. E questa è una ringa difensiva. Sì, addirittura si appella alla proporzionalità della pena. La proporzionalità della pena, eccetera. Quindi è vero, proprio una difesa. Però i senetriti erano cavillosi, dicevano non è una pena preparatoria della pena della crocifissione. Non è la stessa cosa. Pilato, convinto dell'innocenza, qua sta l'errore di Pilato, non ha la forza di arrivare a una sentenza assolutoria. Addirittura dice, io non trovo nessuna colpa in lui. E se dice questo deve essere conseguenziale, deve essere coerente. Però bisogna dire, non per difendere Pilato, ma per la realtà storica, che Pilato noi lo immaginiamo giudice. Era giudice, ma oltre che giudice era prefetto, preposto,
procuratore di Roma, cioè doveva fare gli interessi di Roma. E c'è un punto che uno della folla grida e dice una cosa terribile: se tu non condanni quest'uomo non sei un amico di Cesare. Per la miseria, che avrebbe dovuto fare Pilato nella sua mentalità? I giudei aspettavano il Messia, che doveva essere un liberatore di Israele dal dominio dei Romani. Invece quella folla legittimava il dominio romano. Non sei un amico di Cesare se condanni quell'uomo. Questa è una frase che secondo me blocca Pilato. Lo fa sentire in ostaggio di quella folla e pronto ad avere una punizione severa da Tiberio, perché Tiberio era tremendo, seguiva le vicende da Capri, da Roma, e aveva i suoi informatori. Uno di questi era il governatore della Siria, Vitellio, il quale faceva capire a Tiberio che se questo crea un tumulto di popolo con quei pochi legionari romani, come si fa ad affrontare quella folla di scalmanati e della Giudea? Un altro grande spione che era nei favori di Tiberio era Erode. E quindi allora Pilato incominciò a salvare se stesso. Cominciò a pensare di salvare se stesso, allora dice: la folla vuole questo, io non sono convinto della colpevolezza, però lo dichiaro colpevole. E lo manda da Erode perché cerca. Ancora prima. E qua si crea come se ci sono giuristi, oltre l'avvocatessa, non so, oppure gli studenti. Gli studenti. Ecco perché dicevo che come questo processo ci richiama tante cose dei processi di oggi. Il conflitto di competenza. Cioè Pilato a un certo punto ha una intuizione che tutto sommato Gesù era un Galileo e quindi sottoposto alla giurisdizione di Erode. E dice, a un certo punto dice: ma non spetta a me la decisione, spetta ad Erode, e lo manda ad Erode. Però Erode, cavilloso e preciso, forse aveva ragione, dice: ma non è competenza mia, perché i fatti si sono svolti a Gerusalemme, quando Gesù ha creato quello scompiglio nel Tempio e ha minacciato la distruzione del Tempio. Quello che ha fatto prima è insignificante, predicava in Galilea, ma senza valore, come ci sono tanti predicatori. E quindi l'ha rimandato a Pilato: la competenza è a te, spetta a te. Quante volte noi nei processi ci dichiariamo incompetenti e rimettiamo la competenza a un altro giudice. Certe volte anche per liberarci da uno scomodo processo, come capitava a Pilato. Ecco, Pilato per un giudice deve essere quasi un esempio in negativo, non fare come Pilato. Tanto è vero che sanno delle persone che, parlando dei giudici, si è comportato come Pilato, si è lavato le mani come Pilato. Prima di tornare su Pilato e sul monologo di Pilato, Quiddes Veritas, io ho una curiosità, perché poi nel quarto atto entrano in scena finalmente le donne. Che ruolo hanno le donne in questo dramma teatrale? Forse già nel terzo atto c'è qualcosa, ma la donna non si vede, arriva il messaggio della moglie di Pilato, ma non è in scena. E qua mi raccordo a quello che come è venuto di fare l'avvocato, perché le donne non avevano eredità da quel signore che morente lascia tutti i figli maschi. Quello che era un'anomalia all'epoca di Gesù era una cosa normalissima. Le donne non avevano, come si usa dire, voce in capitolo, non potevano testimoniare, non potevano fare niente, erano tutte sotto il gioco dell'uomo. Però io faccio entrare nel processo prima una voce che è una voce di coscienza, questo esce dal Vangelo, la moglie
di Ponzio Pilato, Claudia Procula, che manda un messaggio al marito: guarda, io ho fatto un sogno strano, perché i romani credevano ai sogni, erano superstiziosi e credevano ai sogni. Non condannare quel giusto, perché passerai dai guai. E c'era uno spettro che aleggiava, la uccisione di Cesare. Cesare fu messo in guardia, non andare al Senato, perché stanno i sicari che aspettano stanno in agguato per colpirti con tante coltellate. Cesare era in dubbio, ma poi disse: ma no, queste sono stranezze, sono sogni. E invece fu ucciso dai congiurati. E quindi Pilato tornavano in mente queste cose. E la voce di Claudia Procula lo fermò un poco. Se non che poi ci fu un vortice di situazioni, la folla che gridava, Caifa, eccetera, che si lasciò andare al giudizio della folla. Ma poi io mi invento, questa è un'invenzione, l'ingresso in scena di un personaggio eccezionale, Maddalena. Addirittura mi invento che non era neppure previsto nella sceneggiatura teatrale. Ci stanno gli attori che stanno recitando tranquillamente, chi fa il tribuno, chi fa Pilato, tutto un tratto entra sul palcoscenico una donna non prevista, che è la Maddalena, la quale grida: ma che combinate! Le donne entrano in scena perché hanno una voce fortissima, la voce dei sentimenti, la voce del cuore, e che non è solo con la ragione che si arriva alle decisioni, ma anche con l'intuito, con la forza dei sentimenti, con le emozioni. Diceva, devo ripetere qualcuno che ha inciso nel pensiero, Oscar Wilde, diceva che sono più importanti le emozioni che le ragioni, perché le emozioni agitano più gli uomini che le ragioni, perché le emozioni insomma muovono l'intelligenza umana. Quando ci fu lo sterminio degli ebrei di Auschwitz, la più grande ritorsione che potevano fare quelli che avevano vinto la guerra è far sfilare tutti i tedeschi davanti alle fosse dei caduti ebrei, a guardare, a vedere di fronte tanto orrore. Più che ragionarci sopra, quella scena di quegli orrori era più indicativa, più didattica, diciamo, di tanti ragionamenti. Io passerei adesso al monologo di Pilato, Quid est veritas. Quid est veritas? Che cos'è la verità? Pare che chiunque abbia in serbo la sua verità tranne me. Me, che sarei l'unico a poter dar forza di verità ad una sentenza inoppugnabile. Ma esiste una verità sola. Esiste una verità che vale per tutti. Ma quale verità può imperare da sola? Se tante sono le verità che si contrariano, di pari valore, come di pari valore è il giorno e la notte, il freddo, il caldo, il bene e il male. Non sono forse tante le verità quanti sono gli uomini che abitano il mondo. Che cos'è la verità? È la verità rigida della legge o la verità che si adatta alla storia e la fa muovere? Che bisogno c'è di consumare una vita a cercare la verità tra cose invisibili e incerte quando non si può essere sicuri delle cose visibili e certe? La verità, che cos'è? Io non ho avuto il coraggio di dire la mia verità. Io ho cercato di compiacere le altre verità, riuscendo alla fine, mio malgrado, a deluderle tutte. La verità dei capi dei giudei, conferendo a Gesù Nazareno il titolo di re dei giudei. La verità di Erode Antipa, che mi avvisava dell'inutile innocenza del Galileo. La verità di mia moglie, Claudia Procula, che annunciava il presagio di un'oscura maledizione per la condanna di quell'innocente.
quell'innocente. La verità che si incarnava in quel profeta in delirio, con lo sguardo allucinato verso mondi lontani, disposto per essa al supplizio, al martirio. Una verità che pretendeva elevarsi sulle cose del mondo e raggiungere la follia, addirittura la follia della croce. Io ho represso la mia verità. Io ho represso la verità che veniva dal profondo della mia anima per un meschino calcolo di potere. Ma quale potere? Sì, diceva bene il Nazareno, ma quale potere è quello che tiene assoggettata la coscienza imbrigliandola in tanti vincoli? Un potere che mi ha costretto addirittura a preferire un assassino, un predicatore, un Barabba, ad un giusto, ad un innocente, ad un benefattore. Meglio, sì, meglio avrei fatto a gridare alla folla, a dispetto dei perfidi giudei, si liberi Gesù di Nazaret. E avrei liberato così la mia stessa coscienza. Dell'esistenza di Ponzio Pilato nella storia del mondo non resterà che una macchia. La macchia di quel sangue innocente. Non basterà tutta l'acqua di una cisterna a lavarla. Grazie. Grazie Arcangelo. Però prima di passare alle domande degli studenti io ne avrei un'altra, perché nell'ultima scena Gesù, quando viene crocifisso, prima ovviamente di ispirare, riconosce agli uomini il merito di avere costruito essi stessi ideali di verità e giustizia. Possiamo sperare in questo? Allora, mi ricordo proprio testualmente quello che ho scritto, però lo devo dire in forma diversa e discorsiva. Quando dice Gesù, Dio perdona loro perché non sanno quel che fanno, io lo traduco diversamente e dico Dio, Padre anzi, perché Dio dà un'idea più di distanza, di alterità. Padre, tu gli uomini, dovrebbe essere lui a recitarlo, tu gli uomini non li hai fatti spiriti alati, cioè persone così che stanno in cielo, belli. Come spiriti alati, sì, avrebbero potuto praticare verità, giustizia, perché stavano nel mondo dei sogni. Tu li hai messi in mezzo alla gente, a sgomitare uno con l'altro, a vivere tra tante miserie e tanti problemi. E quindi verità, giustizia, queste parole grandi. Però per quale motivo ci hai dato sofferenze, dolori, sentimenti negativi? Però in fondo è un grande merito di questi uomini che, nonostante che non arrivano a praticare la verità e la giustizia, ambiscono, cioè hanno l'ambizione di arrivarci. Come? Costruendo chiese e tribunali. Noi vediamo le chiese, il tempio, la chiesa è il tempio della verità, il tribunale, il tempio della giustizia. Non c'è un tribunale che non si identifica palazzo di giustizia. Poi arriva gente e vede spiattellata una formula, la legge è uguale per tutti. È uguale per tutti, ma gli uomini sono disuguali, vivono situazioni disuguali e loro guardano più alla giustizia che a questa legge uguale per tutti. E anche in questo Gesù è stato un filosofo del diritto. Gesù diceva, la legge è importante, però la legge va portata a compimento, occorre la giustizia. Anzi gridava, voi non dovete fare la giustizia dei farisei. La giustizia è qualcosa di più alto. Allora mi chiedo a fare il giudice. Il giudice che deve fare? Deve applicare la legge o deve applicare la giustizia? Questo è un dibattito non da poco. No, una domanda molto difficile.
chi sceglie di fare il magistrato, ma anche chi sceglie di fare l'avvocato, non è che sceglie di fare l'applicatore della legge, perché le leggi cambiano, come mi hanno dato merito. Le leggi cambiano, ma la giustizia no. La giustizia è un sentimento, qualcosa che uno sente dentro. È come conciliare l'una e l'altra cosa. Ebbene, ci sono stati secoli e secoli, per cui l'unica cosa che poteva conciliare l'una e l'altra cosa era il Vangelo. Il Vangelo che faceva guardare in alto. Poi è arrivata benefattrice per noi giudici la Costituzione della Repubblica Italiana. Sentite, io faccio un esempio, ma un esempio che mi ha terrorizzato una volta. Io quando studiavo legge, lo studiavo anche, soprattutto, questa è stata la mia particolarità, attraverso le sentenze. Perché non dalle leggi si capisce la civiltà di un popolo, ma dalle sentenze che vengono fatte. A proposito di Pilato, per esempio, noi non sappiamo, non ci ricordiamo che Pilato, per condannare Gesù, si è poggiato su una legge che consentiva la crocifissione di Gesù. Si chiamava la Lex Maiestatis. Chiunque si fa re, sia pure di un dissimulato regno dei cieli, è contro l'impero di Cesare, quindi contro la maestà di Cesare. Quindi la legge consentiva la crocifissione se uno non era cittadino romano. Ma nonostante tutto noi pensiamo che quella sentenza è ingiusta. Cioè una sentenza che applica la legge, noi la consideriamo ingiusta. Questo è qualcosa da far riflettere. Nel 1963, già c'era la Costituzione, però a Catania uscì una sentenza che io lessi, rilessi. Mi meravigliai di questa sentenza, poi notai che era stata pure confermata dalla Corte d'Appello e pure dalla Cassazione. E che diceva questa sentenza? Che era colpevole di furto pluriaggravato Tizio, mi ricordo pure il nome, che aveva rubato 2 sacchi di spazzatura che erano posizionati sul ciglio della strada ed esposti, aggravante, alla pubblica fede. 7 mesi di reclusione che dovette fare questo giovane, che poi del resto non c'era manco la consumazione del reato, c'era il tentativo perché cercava di frugare. Arrivò un vigile, lui cercò di scappare su un carro trainato da un ronzino, un cavallo. Fu requisito il carro, non so il cavallo che fine fece, però lui riuscì a scappare. 7 mesi di reclusione da farsi, perché non poteva avere la condizionale. Ma oltre alla legge c'era la Costituzione, quello per rubacchiare la spazzatura. Doveva stare in uno stato di grave indigenza, o no? La Costituzione prevedeva, articolo 3, non l'uguaglianza formale che è scritta tutti sono uguali, ma l'uguaglianza sostanziale. E qua devo richiamarmi pure a un grande maestro di cui noi ci gonfiamo di erudizione quando lo rievochiamo, no? Cesare Beccaria. Cesare Beccaria diceva questo e insegnava a tutti i giuristi del futuro. Allora io penso che Cesare Beccaria è stato un maestro e il pensiero, anche se è del Settecento, è contemporaneo, quando il pensiero è alto, no? Diceva Cesare Beccaria, ci sono delitti pure orrendi e io non pretendo che questi delitti orrendi non vengano puniti. Però prima di punire bisogna vedere se la legge ha fatto tutto quello che c'era da fare per prevenirli. E allora quei giudici che hanno fatto quella sentenza di condanna a 7 mesi, ma una sentenza che a leggerla, avvocatessa, quasi perfetta. Per quale motivo il furto era pluriaggravato? Per quale motivo era continuato? Perché c'era
la spazzatura, erano 2 sacchi di spazzatura, quindi continuato uno e l'altro. Il medesimo disegno criminoso. Parole che a sentirle erano così distanti da quel povero disgraziato, che non sapeva di fare tanti di quei reati, tante di quelle cose, tanti di quegli articoli erano andati contro di lui. E questo è il problema della legge e della giustizia, che è un problema ricorrente. Non si può fare il giudice se non si ha la vocazione della giustizia, altrimenti uno può fare, senza offesa per chi lo fa, perché molte volte lo fanno pure con coscienza di giustizia, il vigile urbano, a macchina in sosta, c'è questa multa. Certo. Allora, diamo la parola agli studenti. Il primo studente che ha una domanda da porle è Benedetto Paolo Junior Lombardi, della nostra laurea magistrale. Viene qua, Marta le passa il microfono. Buonasera, intanto lo voglio ringraziare per l'analisi che ha compiuto della sua opera e appunto trattandosi di un'opera teatrale, il suo dramma è mai stato messo in scena? Grazie Paolo. Allora, è stato messo in scena 14 volte in un paese di nome Acivalda, tanto è vero che la cosa molto bella che pure il paese recitava, perché oscurarono tutte le luci, non passavano le macchine, misero i riflettori su una collina e quindi è stato recitato. Poi è stato recitato in altre occasioni, ultimamente a Salerno, e ognuno l'ha recitato a suo modo. Ora è in programma in un paesino di nome Cersosimo, in Basilicata, un regista un poco abbastanza originale, diciamo, ho già accennato, il quale è intenzionato a che Gesù sia interpretato da una donna. Io ho detto no, cerca di non farlo. Ma lui è regista, dice no, ma il mio estro teatrale porta a questo. Comunque è stato recitato e molte volte ci sono stati degli attori dilettantissimi che lo hanno recitato veramente con passione, con cuore. Me ne ricordo uno che recitava Gesù. A un certo punto io vado in camerino, una specie di camerino, e io dovevo dirgli bravo per come aveva recitato, ma lui non mi sentiva. Io lo chiamavo Enrico e lui non mi sentiva. Lo chiamai Gesù e si girò. Era così preso dalla parte. Sai come dire, medesimato talmente bene. Anna Tormen della Triennale Diritto per le Imprese e le Istituzioni. Buonasera, la mia domanda è veloce. Come ha maturato la decisione di entrare nei ranghi della magistratura? Grazie. Sarei abbastanza presuntuoso a dire io ho deciso di fare il magistrato, bisogna fare il concorso, bisogna studiare. Come ha deciso di fare il concorso? Ha deciso, ma sempre un po' aleatorio, però se posso dire, secondo me chi, senza offesa per gli avvocati, per carità, ma chi studia legge, pure l'avvocato, non voglio mettermi in polemica, però il massimo che si può avere è fare il giudice, il massimo. Io ho amici avvocati, e rispetto il figlio è avvocato, quindi, però è un lavoro che se uno fa con passione porta in alto, giudicare altre persone, come mi è capitato con una grande forza di volontà, che dal momento che ci sono dei momenti della vita un po' che sembrano quasi normali, invece hanno una forza profetica. Mi ricordo che incontrai un giudice anziano, stavo per laurearmi, facevo forse terzo, quarto anno di legge, il quale si avviava in tribunale. Allora dissi, posso fare una domanda? Sì, fai. Come si diventa giudice? Allora disse, guarda, accompagnami, io vado proprio in tribunale, mi fai pure compagnia, e andammo in tribunale. Arrivato in tribunale, entrammo nell'ufficio del presidente, che era un tipo bassino, poi io nell'esaltazione pensavo a un giudice statuario enorme. Allora, questo giudice che mi aveva portato fin là mi presenta a questo presidente
un futuro collega, fa vicino a me, un futuro... Allora io dissi no, magari, chissà se è possibile. E allora disse come non è possibile? Se ci metti impegno, tenacia, forza di volontà. Io tornai caricato. Ecco, io questo posso dire ai giovani, di avere questo. Nessun obiettivo non si raggiunge, tutto è raggiungibile, però occorre tenacia, forza di volontà, passione per lo studio. Cioè lo studio non deve essere una cosa fastidiosa e faticosa per superare un esame. Claudia Castelli, laurea magistrale. Buonasera. La mia domanda attiene proprio alla funzione di giudice e del giudicare. Il giudice è chiamato ad applicare la legge appunto nello svolgere la sua funzione. Penso possa capitare, anzi le chiedo se le è capitato, di dover applicare delle leggi con le quali non era del tutto d'accordo in relazione alle sue convinzioni personali. E se sì, come si è sentito? Grazie Claudia. In verità, non sarei a dire non mi è mai capitato, è capitato una volta che feci una cosa forte, pesante, un mandato di cattura a una donna per sbloccare una situazione che doveva sbloccarsi. Questa donna era una imprenditrice che aveva fatto tante ruberie, bancarotte, fallimenti pilotati, era una bancarottiera. Però era una testa di legno, come si usa dire. Era il marito che ci faceva firmare ogni cosa. E il marito risultava indenne da qualsiasi accusa, da qualsiasi cosa. E io interrogai in modo molto duro questa signora. E lei diceva no, è colpa mia, sono io. Allora giusto l'arresto fece commuovere il marito e i figli, perché si trattava di una donna bravissima. Tanto vero che mi raccomandai alla direttrice del carcere, insomma seguitela con attenzione, perché è una brava... Sapevo che era una... non dico come Pilato, perché non era innocente, sapevo che quantomeno era concorrente. Certo. Anche perché qua dobbiamo finire qua la storia delle teste di legno. A Napoli si sono inventati, io vengo da là, una professione, quella dell'incensurato. Essendo incensurato, io me ne posso giovare perché sono meno sospettato. E diventano ricettatori di droga, di armi, perché uno non pensa di andare da loro. E loro vendono anche questo titolo di essere incensurato. Allora il giudice deve porsi pure un problema di tutelare la società e allora deve intervenire con forza, con decisione, anche in questi casi. Laura Pezzutto, laurea magistrale. Essere magistrato, soprattutto nel penale, significa decidere della libertà e quindi anche della vita delle persone. Lei prima parlava di non essere come Pilato quando si diventa magistrati. Quanto secondo lei ci si sente invece vicini a Dio e non c'è il rischio di lasciarsi come travolgere dal cosiddetto delirio di onnipotenza? Grazie Laura. Sì. Le mie domande. Infatti. No, ma una domanda giusta, perché ci stanno molti giudici che a furia di giudicare gli altri si sentono di stare in un podio. È vero. E quindi occorre sempre avere l'umiltà. Giudicare significa rispecchiarsi anche nel peggiore delinquente e capire, lo dicevo in una conversazione con lei di primo pomeriggio, avere rispetto per l'altro, perché anche dal peggiore delinquente puoi avere un insegnamento di vita, no? Il delirio di onnipotenza ci sta. Io ho conosciuto colleghi che se ne vanno in estasi. E addirittura quando volevo fare il magistrato avevo un modello, Dante Troisi,
che poi ho conosciuto, un giudice, il quale ha raccontato questo tipo di delirio di onnipotenza nel suo libro Diario di un giudice. È stata la giudice, diario di una giudice. Insomma, lui che diceva che molti giudici si sentono superiori, che si mettono sull'albero e hanno il gusto di colpire chi passa. C'è il gusto del potere. Ecco, qua è Pilato. Bisogna essere giudici e non pensare di essere uomini di potere, no? Perché lo dice stesso Pilato in un momento di sconforto, quando il potere si accosta alla giustizia la contagia. Quindi il delirio di potenza, di potere non ci deve essere. Perché bisogna pensare, come l'articolo della Costituzione, che molte volte il delinquente è messo nelle condizioni di esserlo, non nelle condizioni che va giustificato. Ho raccontato a Silvia, posso dire? Sì, certo. Una mia esperienza di docente, perché ho fatto un po' pure questo. Insegnava alla polizia l'articolo 27 della Costituzione. Allora, caricando lo facevo apposta, caricando di enfasi il mio discorso, parlavo di recupero del condannato, rieducazione del detenuto, e loro seguivano con attenzione perché dovevano superare l'esame e quindi dovevano ripetere queste cose in una commissione di esame. Ma poi alla fine dissi: ma ci credete veramente? Allora loro dissero: beh, la verità, se dobbiamo essere sinceri, ma quale rieducazione? Al ladro bisogna tagliarci le mani, a chi bestemmia tagliarci la lingua, per non parlare a chi uccide, metterlo al muro e farlo fuori. Quale rieducazione? E allora io dissi loro: fatevi un esame di coscienza, Massimo, se invece di essere nati dove siete nati, da famiglie per bene, eravate nati da famiglie non per bene, dedite alla delinquenza, e avevate un contesto di amicizia, tutti delinquenti, voi potevate trovarvi non dal lato dei poliziotti, ma dal lato dei reclusi, dei condannati. Del resto ho fatto un'esperienza ancora più concreta, che non ho detto. Quando stavo nelle carceri ebbi il problema di un detenuto, un giovane detenuto che stava per essere liberato per fine pena. Però lui era molto sconfortato e meditava il suicidio. Allora noi pensiamo, uno che sta per uscire dal carcere è contento, perché fra poco si spalancano le porte della libertà. Invece dicevano che era tutto malinconico, depresso. E allora lo incontrai, un bel giovane, che tutto faceva pensare che poteva essere depresso. Per quale motivo? E dissi: perché la mia sorte è questa, il carcere, non fuori del carcere. Io ora che esco non trovo lavoro, chi me lo dà il lavoro? Gli unici che mi danno lavoro sono quelli che mi hanno portato qua al carcere, i delinquenti. E quindi le uniche persone che io conosco sono loro. Quindi esco per poi rientrare. Che cos'è la mia vita? E quindi lui meditava addirittura il suicidio. Ha voglia di dire io, certo, ma sei giovane, c'hai tutto un futuro. Benissimo. Francesco Parieux, laurea magistrale. E si prepara Cristina Cecconi. Allora, volevo sapere se il raggiungimento della verità attraverso il processo può portare alla riconciliazione tra vittima e il suo carnefice. Cioè, se il giudizio è capace di ricucire il legame sociale che si è spezzato, oppure se il fatto che la vittima e l'autore si rincontrino all'interno del processo può portare solo a dei risentimenti ulteriori rispetto al torto che è già stato subito. Grazie. La verità, mi complimento per le domande. Sono bravi, le prepariamo sì, bene, lo sì. dica davanti al direttore generale, le prepariamo bene.
Perché in effetti ha colto un elemento giusto, perché il processo è un po' divisorio. È vero. Parte civile, cioè gli offesi, imputati, è una distanza tra di loro enorme. È il processo che acuisce questa distanza perché condanna anche al risarcimento dei danni. Però onestamente la legislazione quasi ha sentito questa sua domanda per darci una risposta e ha creato la giustizia riparativa, che è una cosa moderna, interessantissima. È una legislazione del 2014, recentissima, che dice che l'imputato può evitare il processo se si raccorda con la vittima, risarcisce il danno, oppure restituisce il maltolto, ne ottiene il perdono, diciamo così. E quindi la pena non si sconta se non in un modo quasi un recupero verso la società con un lavoro socialmente utile, diciamo così. La verità, lo dico ai giuristi fini, che sarebbe un po' incostituzionale, perché uno prima sconta la pena e poi dopo aver fatto il lavoro socialmente utile viene dichiarato, può essere dichiarato assolto, quindi quello che ha fatto prima e pure il risarcimento, la restituzione, insomma non avrebbero motivo di essere. Però è una grossa cosa, è un grande tentativo verso l'aspirazione del giovane, di collegare, perché questa è una riconciliazione, perché il mondo ha bisogno di pace, non di... Ci sono dei casi in cui si abbracciano, casi strani, genitori di una vittima uccisa con i genitori di chi ha ucciso. Sono casi che sono succeduti, però qua entriamo nella psicanalisi, perché il genitore si aggrappa a qualcuno che gli può ricordare il figlio ucciso, ma qua entriamo nella psicanalisi. Quando non c'era questa legge della giustizia riparativa, ci stava un articolo del codice penale, articolo 62, al numero 6 dice che riparare il danno costituisce un attenuante. Io ricordo che all'epoca pensavo che se uno elimina il reato col risarcimento, altro che attenuante. Per quale motivo non lo consideriamo un fatto di ravvedimento? Però la legge c'è stata fin quando è uscita questa normativa sulla giustizia riparativa, che si sta praticando, però con molti problemi di attuazione. Ma credo pure qua a Udine. Cristina Cecconi, laurea magistrale. E poi si prepara Rebecca. Buonasera. Le faccio una domanda a cui in parte ha già risposto, ma cercherò di essere un po' più diretta. Quali sono, secondo lei, le qualità imprescindibili che dovrebbe avere un magistrato? Un buon magistrato. Un buon magistrato. Allora, per non ripetermi e per dire qualche altra cosa, noi troviamo la definizione di buon magistrato in una formula che esiste, è la formula del giuramento che fanno quelli della giuria popolare. Ma è una cosa grossa, farò un po' fatica a ricordarmelo. Allora, quelli che vogliono fare i giurati di una giuria popolare devono giurare di seguire con pari attenzione le ragioni dell'accusa e le ragioni della difesa, non avere nessun sentimento di rancore, di pregiudizio, di prevenzione e giudicare con imparzialità e con impegno massimo, anzi mi ricordo proprio le parole, impegno d'onore, parole, affinché la sentenza esca fuori come il popolo la vuole, una sentenza improntata a giustizia e a verità. Che si può dire di più? E quindi questo è una... Allora, visto che io sono stato presidente di un piccolo tribunale, dove arrivavano giovanissimi giudici, i quali non potendo scegliere la sede erano costretti ad andare là perché era un posto di grande periferia, lontani dalle famiglie. Loro all'inizio mi chiedevano:
ma se sbagliamo, come dobbiamo fare? Io non ho mai fatto prima il giudice, posso sbagliare? Allora dicevo, ci sono i vari gradi di giudizio, l'importante è che usate massimo impegno decisionale, di diligenza e soprattutto imparzialità e indipendenza. Poi l'errore è possibile, è umano, perché anche questa è una superbia, un'arroganza del giudice, pensare di non sbagliare mai. Rebecca Zigon, laurea magistrale. Volevo chiederle che cosa ne pensa lei della riforma della geografia giudiziaria. Allora, grazie Rebecca. No, è una cosa che mi ha colpito, perché io sono stato presidente del Tribunale di Lago Negro, che sulla carta era un tribunale da sopprimere. In verità io ho preso a cuore le ragioni di quella popolazione, che Lago Negro dista dal capoluogo di provincia a Corpante più di 100 chilometri, ma non solo 100 chilometri, ma come fatti questi 100 chilometri? Vie che mancavano vie, mancavano tutto. Sono riuscito a salvare il mio tribunale, però a costo che un altro tribunale veniva soppresso e aggregato a Lago Negro, quello di Sala Consilina. Ci sono state delle quasi sommosse di quelle popolazioni. Effettivamente io credevo allora e credo tutt'oggi che è tutto uno sbaglio sopprimere i tribunali. Qua torniamo a Udine. Qua è stato soppresso un tribunale, quello di Tolmezzo. Ma insomma, ma io mi chiedevo, stavo lontanissimo e potevo pure essere disinteressato, ma un tribunale che sta ai confini con altre nazioni, che parlano altre lingue, che poi c'ha un carcere di massima sicurezza a Tolmezzo. Un tribunale che è così distante da Udine, mi pare, no? Facendo una questione di distanza. Come si può sopprimere? Piuttosto migliorarli questi tribunali, perché la gente, o dice Gesù, tornando a essere precursore, ha sede di giustizia e tu ci levi i tribunali. Quindi io ho salvato il mio tribunale, però onestamente ho pensato male di questa soppressione, perché purtroppo è una soppressione dovuta a una questione economica, diciamo la verità, e ridurre la giustizia a un costo è un modo per buttarla giù. Allora adesso, dottor Zarella, le chiedo un piccolo sforzo, perché dobbiamo fare questo gioco finale, è un botta e risposta. Lei è molto riflessivo ed è una cosa che io apprezzo tantissimo, ma in questo caso deve rispondere di pancia subito, la prima cosa che le viene in mente, che è per conoscerla un po' meglio sul piano personale. Qual è il tratto principale del suo carattere? La riflessione. Rifletto sulle cose. Ottimo. Qual è la qualità che preferisce di più in un uomo? Che cosa? La qualità che preferisce di più in un uomo. L'umiltà, di capire che è un essere umano. E qual è la qualità che preferisce di più in una donna? È la stessa o cambia? La stessa. La stessa. Anche perché le donne hanno a che fare con gli stessi lavori degli uomini. Certo. Quali sono le colpe che la inducono alla maggiore indulgenza? Quelle colpe che vengono riconosciute come tali e conducono poi al ravvedimento. Qual è la sua idea di perfetta felicità? Ma la felicità è qualcosa di esagerato, a cui noi miriamo e credo che sia un falso problema, perché mirando alla felicità non l'abbiamo mai. È vero, è verissimo. Essere sereni, tranquilli. Credeva a Babbo Natale? Mai creduto? No, un momento, devo dire no, perché credevo alla Befana. Alla Befana. Ok, se potesse chiedere 3 cose oggi alla Befana, che cosa le chiederebbe? E poi chiudiamo. A una certa età non si chiede altro che salute. Salute. Salute per sé, salute per la moglie, salute per i figli, salute per gli amici, salute per le persone che mi vogliono bene. Perché a una certa età si apprezza una cosa che i giovani, chiaramente, meno male per loro, non hanno l'idea di apprezzare. La salute significa stare bene e poter godere la vita. Io la ringrazio tantissimo di essere stato qui con noi questa sera.
prossima.